I giorni più belli della loro vita insieme si sono trasformati in tragedia all'altezza di questa rotatoria con Via Messico in corso Stati Uniti a Padova. Non ce l'ha fatta Valentina Urli, 33 anni, la giovane donna originaria di Tarcento, Udine, incinta al quinto mese, morta nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova dopo aver lottato per più di 3 giorni. Mattina di Pasqua. Valentina con il compagno Giulio Stoppa era partita di buon'ora da Fossalta di Trebaseleghe, diretta a casa della famiglia del giovane originario di Adria. L'auto sulla quale viaggiavano, condotta dal giovane, è uscita di strada in corso Stati Uniti. Una scena drammatica quella che si è presentata ai soccorritori. Le condizioni di Valentina Urli sono apparse da subito gravissime, ferito anche il compagno che era alla guida. La notizia della morte di Valentina e della bambina che portava in grembo ha colpito duramente la comunità di Trebaseleghe dove vivevano da qualche tempo. L'11 maggio il loro sogno d'amore sarebbe stato coronato dal matrimonio che doveva essere celebrato dalla sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia nella sala giunta del municipio. Un sogno che emergeva dalle foto postate dai due giovani nei loro profili social che purtroppo si è infranto. A compiere i rilievi dell'incidente gli agenti della polizia locale di Padova, coordinati dalla procura, che ha posto sotto sequestro l'auto. In un gesto di estrema generosità la famiglia di Valentina Urli ha autorizzato la donazione dei suoi organi.